Ciao! Oggi vi preparo gli gnocchi di patate con crema di formaggio della Lessinia, pancetta e rosmarino. In una pentola mettiamo a bollire 1 chilo di patate di montagna, acqua fredda e poco sale. Devono bollire per 30 minuti con un coperchio. Una volta cotte le scoliamo e le lasciamo raffreddare per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema di formaggio con 100 g di panna fresca, 50 g di formaggio grattugiato. Continuiamo a mescolare affinché diventi una bella crema liscia. Rosoliamo la pancetta. Quando è ben rosolata andiamo ad asciugarla su della carta assorbente. Peliamo le patate e con lo schiacciapatate andiamo a schiacciarle. Aggiungiamo circa 150 g di farina e impastiamo. Impasto pronto e adesso andiamo a fare gli gnocchi. Adesso, come mi ha insegnato la nonna, andiamo a schiacciarli con la forchetta. Acqua salata che bolle e gettiamo gli gnocchi. Quando vengono a galla andiamo a pescarli con una schiumarola e via in padella nella salsa. Adesso che sono pronti andiamo ad impiattare. Bacon, croccante e rosmarino. Fantastici! E mi raccomando, abbinateli sempre con un buon bicchiere di soave. Ciao, alla prossima!